Gli Achei erano molto devoti a Poseidone, il dio del mare, li aveva aiutati in tanti modi durante le battaglie, stando al loro fianco. Con la sua protezione avevano vinto tanti duelli, ma non era bastato e certamente il dio non poteva esagerare nel sostegno, dato che si guerreggiava anche nell'Olimpo. Rompi con la tua celeste forza le mura eliache e poni fine a questo sfibrante assedio. Quando e come la terra scatenerà il suo giusto martirio? Genius Loci, che è il titolo dello spettacolo, è anche un modo di dire, rappresenta tutte le sensazioni che si hanno quando si entra in un luogo, diciamo in un posto, è l'anima del luogo. E quindi lo spettacolo che abbiamo composto, diciamo che parla proprio di questo, cioè del fatto che una volta abbandonato un posto è molto difficile ritrovare quell'anima che c'era prima, e anche una volta che questo posto viene ricostruito dopo un disastro, che può essere appunto un terremoto oppure un'alluvione o quello che è, insomma, tutte le caratteristiche del posto, che sono fatte di persone, di luoghi, di cose, di paesaggio, cambiano completamente. Ecco che allora abbiamo pensato di andare a scavare un po' nell'antichità e di raccontare come si raccontava una volta, cioè evocando il luogo dove è avvenuto questo disastro, e rapportando quindi il Friuli all'antichità e a Troia in particolare, cioè la distruzione di una città che è stata ricostruita nello stesso posto, addirittura per 10 volte prima di essere abbandonata definitivamente. Quindi questo aspetto è forse la cosa più importante, il fatto che il terremoto in Friuli non è soltanto il terremoto del Friuli, ma è uno dei tanti terremoti, uno dei tanti disastri con cui purtroppo dobbiamo convivere, perché la natura naturalmente non è fatta a misura d'uomo, è fatta per essere qualcosa di più grande. Quindi il tentativo è anche quello di raggiungere qualcosa che ha a che vedere con lo spirito, invece che pensare che il disastro che ci tocca sia semplicemente qualcosa di mostruoso che viene fatto nei nostri confronti, cioè come un torto che viene fatto nei confronti dell'umanità. Ecco, penso che ci sia in tutto questo un tentativo di riconciliazione con la memoria, e che questa memoria sia un po' come una stanza in cui noi cerchiamo di rientrare, cercando di ritrovare tutti gli oggetti che in quella stanza c'erano quando ci abitavamo e che forse non ci sono più. E allora facciamo continuamente questo tentativo di ripercorrere questo passato attraverso il desiderio di identificare gli oggetti con quella vita che adesso appunto è cambiata e non esiste più. Il tutto è nato da un'intervista a Zamberletti. Poi, affascinato dai racconti di questa persona, ne ho parlato ad Andrea Collavino, che aveva già fatto una costruzione di tante testimonianze del terremoto. E da lì lui ha cominciato a costruire una storia che mescola il terremoto di oggi e un racconto di Omero di 2000 anni fa nell'Iliade. E assieme poi ha messo un coro, e quindi con gli attori, il coro, le testimonianze, sta costruendo questo affascinante racconto che parlerà del Friuli, ma in un modo assolutamente non retorico, non nostalgico, ma per far capire tutto quello che è successo. Ma gli Achei insistevano, conoscevano il potere dello scuotitore della terra, per cui gli chiesero, senza mezzi termini, di scatenare un terremoto.